Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo con l'annoso problema dei migranti sempre più numerosi nella nostra regione. Questa mattina una nuova via di abbandono è stata individuata dai trafficanti di uomini. Siamo alla Tisana, sia in prossimità del casello della A4 che vicino alla stazione del Corriere di La Tisana. Intorno all'una di questa notte 4 sono stati individuati vicino al casello dell'autostrada e poi una quarantina, in realtà ce ne segnalavano un centinaio, sono stati poi identificati dai carabinieri della compagnia di La Tisana. Si tratta di quasi per la totalità maggiorenni, 10 minorenni sono stati poi accompagnati alla ex caserma Cavarzerani di Udine. Si tratta di cittadini pakistani che hanno tutti richiesto asilo. Sono intervenute le stazioni di Lignano Sabbiadoro per il rintraccio, il triage e quarantena fiduciaria, poi alla ex caserma Cavarzerani di Udine e anche alla stazione di San Giorgio di Nogaro. Come dicevo, si tratta di una nuova via di abbandono dopo quella di Gonars. Ed è finito in manette anche l'ultimo componente di una banda specializzata nello sradicare le colonnine self-service dei distributori di benzina in Friuli Venezia Giulia. 3 erano già stati individuati, adesso è stato preso anche il quarto uomo. Sentiamo. La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato il quarto e ultimo componente di una banda specializzata negli assalti con ruspe e distributori di carburante nel nord Italia. Si tratta di un giovane di 22 anni rintracciato in Romania grazie al coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. I primi 3 componenti della banda erano stati già arrestati a metà maggio durante un'operazione di polizia transnazionale condotta tra Italia e Romania. Il ragazzo allora era sfuggito alla cattura, è stato fermato dalla polizia romena grazie al mandato di arresto europeo emesso dal GIP del Tribunale di Pordenone. Si era rifugiato da alcuni amici. Il gruppo criminale tra gennaio e aprile aveva messo a segno numerosi furti in diverse province del Friuli Venezia Giulia, ma anche del Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, nelle ore serali e notturne, assaltando diversi impianti di distribuzione carburanti con l'utilizzo delle ruspe, per mezzo delle quali sradicavano le colonnine di erogazione self-service, asportando con il denaro contante al loro interno. Sono stati accertati profitti per decine di migliaia di euro e provocati danni ingenti ai titolari delle stazioni di servizio. Il gruppo criminale giungeva in Italia prevalentemente nei fine settimana, rubava pick-up e ruspe da cantieri e da depositi di noleggio delle macchine operatrici ed entrava in azione per poi espatriare nuovamente. È un giovane di 24 anni, domiciliato a Trieste, di origini somale. È stato denunciato perché è ritenuto responsabile di diversi furti messi a segno o tentati nelle scorse settimane sull'altopiano carsico e sono in corso accertamenti per il rintraccio dei legittimi proprietari di una parte della refurtiva che è stata trovata in suo possesso. Le indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Aurisina sono scattate a seguito di numerose segnalazioni di sottrazioni in abitazioni a Sgonicco, Mauropino, Trebiciano e Santa Croce. Il giovane è stato notato dai militari scendere da un autobus e per fisionomia e abbigliamento è stato riconosciuto. Perquisito è stato trovato in possesso di 860 euro in contanti, di orologi e anche di gioielli. Se qualcuno li riconosce deve chiamare subito i militari dell'Arma di Prosecco. E proseguono poi le ricerche della donna di 56 anni di Castions di Strada che non si trova ormai da inizio settimana. La base operativa dei Vigili del Fuoco è stata allestita all'esterno del CSM di Ratisana, dove si sono perse le sue tracce. La cercano con i droni, con tutti quanti i mezzi a disposizione delle forze dell'ordine. È un cittadino poi georgiano di 37 anni, è stato denunciato nel corso della serata di ieri a Martignaco dai carabinieri della radiomobile e della compagnia di Udine che sono intervenuti all'interno del supermercato Conad. Nel centro commerciale del Cittafiere è stato trovato in possesso di 2 bottiglie di whisky del valore di 36 euro. Le aveva nascoste sotto la giacca. L'uomo, un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e denunciato. La refurtiva invece è stata riconsegnata al punto vendita. E voltiamo pagina, la nuova Proloco Città di Udine nasce grazie alla collaborazione di un gruppo di operatori locali, si presenta al pubblico friulano. Con uno spirito solidale basato sul volontariato ci dedichiamo alla promozione di Udine, considerandola punto di riferimento culturale e commerciale del Friuli.
Contanimazione, intrattenimenti in quel di Udine con i musicisti più della città. È il titolo di una serie di eventi con i quali esordisce la nuova Proloco Città di Udine, nata da un'idea di un gruppo di operatori udinesi che, unendo le forze, intendono valorizzare le caratteristiche del territorio comunale. Le manifestazioni animeranno i fine settimana di Via Manin, Vittorio Veneto e Aquileia durante Udine sotto le stelle da giugno a settembre a partire dal 19 giugno. Con spirito solidale basato sul volontariato, ha detto il portavoce Marco Zoratti in occasione della presentazione del nuovo sodalizio presieduto da Francesco Snidero, ci dedicheremo alla promozione di Udine in ogni forma, considerandola il centro del Friuli storico e punto di riferimento culturale e commerciale del territorio. Il tratto, il filo che unisce Via Manin con Via Vittorio Veneto e poi Via Aquileia è il nostro punto di partenza, perché unendo 3 vie, 3 borghi così importanti che sfiorano solamente il centro storico, quindi unendoli si riescono ad ottenere delle opportunità molto più importanti e forti rispetto ad un'iniziativa che riguarda una sola via. Noi guardiamo con grande fiducia la nascita di questa nuova Proloco Città di Udine, perché come amministrazione comunale abbiamo tutta una serie di eventi in programma per quest'estate, ma poi guardando anche poi al prossimo anno, al 2022, ed è fondamentale l'attività di volontariato, di sostegno e di partecipazione sulle singole iniziative. L'amministrazione promuove lo sviluppo della città dal punto di vista delle infrastrutture, mette a posto le strade, il castello, organizza i servizi pubblici, però dopo bisogna far vivere questa città, bisogna che ci siano delle iniziative che la animano. E Pordenone continua a essere una città invasa da cantieri, alcuni in fase di avvio, alcuni che sono in corso di esecuzione. Vediamo quali sono. Lo slalom tra i cantieri in città potrebbe presto finire. Pordenone da mesi convive con i lavori in corso nell'ambito di una città che cambia e l'amministrazione comunale si prepara a concludere diverse opere. Finalmente siamo alle battute finali. Purtroppo a causa della pandemia e anche del maltempo ci sono stati dei rallentamenti inevitabili, però di fatto ormai stiamo chiudendo quasi tutto, sia le opere più importanti che quelle più impattanti e anche quelle che magari si vedono di meno. Tra poco inaugureremo le facciate restaurate di Palazzo Richieri, abbiamo recuperato il bellissimo lavatoio di Via Gorizia, i lavori di captazione idraulica nel quartiere di Rorai, la 4 novembre al Sacro Cuore completamente nuova, col nuovo anno scolastico i ragazzi avranno una scuola 4.0 e poi importante la partenza dei lavori del quartiere di Rorai, un quartiere che ha bisogno di un restyling profondo, radicale. È una strategia che abbiamo utilizzato per tutta la città, che riguardasse il centro o la periferia. Lavorare per quadranti, recuperare i finanziamenti e poi trasformarli in progetti concreti. È quello che faremo fino all'ultimo giorno di questa amministrazione, poi decideranno gli elettori. Ma se ci sono cantieri arrivati alla conclusione non mancano altri progetti in vista. Gli appartamenti per gli anziani semi-autosufficienti, il lavoro che stiamo facendo con l'ente del decentramento regionale per realizzare la scuola al Sacro Cuore, piuttosto che la casa dell'attività a Vallenoncello, sono tutte frutto di finanziamenti ricevuti, definiti insieme ai cittadini che oggi stanno trovando compimento. E allora ci colleghiamo adesso in diretta con Alexis Sabot che si trova per noi a Gradisca di Sonzo, dove è stata inaugurata una speciale mostra. Vediamo se abbiamo Alexis in linea con noi. Siamo con il sindaco del comune di Gradisca, Linda Tomasinsic, proprio perché oggi si riparte la cultura qui alla Galleria Regionale Spazzapan con l'inaugurazione di una mostra, ma non solo. No, perché oggi abbiamo al mattino questa bella occasione di anticipare un po' l'inaugurazione di una mostra che poi è una mostra fotografica che aprirà a luglio e oggi l'anticipiamo con una serie di installazioni video sul tema del body painting e dell'arte degli anni 70. È un'occasione molto importante di apertura della nostra galleria che in realtà ha vissuto dei momenti, come tutti i luoghi della cultura, di stop and go in questo ultimo anno così difficile per tutte le attività, per tutte le attività culturali, per tutte le attività diciamo della nostra vita quotidiana. E in realtà loro hanno continuato a lavorare, tutti noi abbiamo continuato a lavorare, soprattutto nella progettazione, nella programmazione del futuro e nell'allestimento di tutti gli accorgimenti necessari per visitare in sicurezza.
E un altro appuntamento, se posso, importante oggi a Gradisca, perché stasera recuperiamo la stagione teatrale che si era interrotta nel 2019 e quindi avremo uno spettacolo alle ore 20 e in questo modo diamo l'occasione ai nostri fruitori della cultura cittadina di ricominciare a rivivere il nostro teatro. Avremo 6 appuntamenti, quindi tutto il mese di giugno sostanzialmente, e poi anche a luglio. Faremo degli appuntamenti al chiuso per la stagione teatrale e poi avremo anche degli appuntamenti all'aperto, quello per i più giovani, per i più piccoli. Quindi molta soddisfazione da parte nostra e anche gratitudine per chi ha continuato a lavorare in questo anno difficile, a chi ha resistito, ed è anche un'occasione per far lavorare tante persone che con la cultura ci vivono, non solo si divertono come noi. Una ripartenza per appunto questo settore della cultura, ma può essere anche un modo per attrarre anche turisti. Beh, questo sta nelle corde della nostra città, che soprattutto è una città che vive di questo, dei servizi che può offrire, delle bellezze anche che può garantire come fruibilità a chi vorrà visitarci. Stiamo lavorando anche ad un altro progetto molto, molto importante e speriamo al più presto di poter, grazie all'Agenzia del Demanio, avere in concessione l'area interna del castello, e quindi quest'estate penso che aumenteremo la nostra offerta culturale e turistica anche con i percorsi guidati all'interno della fortezza. Allora, grazie ad Alexis Sabot, un saluto ai nostri amici di Gradisca di Sonzo, una notizia di cronaca: nella tarda serata di ieri a Cervignano del Friuli un grave malore ha colpito una persona, un uomo che stava camminando sulla strada, che si è accasciato a terra. Immediato è stato l'allarme con una telefonata al 112 lanciata dalle persone che si trovavano in quel momento con lui sul posto. Sono intervenute l'equipe di un'ambulanza proveniente da Cervignano e anche un'ambulanza, o meglio un'automedica proveniente da Gradisca di Sonzo. L'uomo è stato rianimato a lungo della galleria ed è stato poi trasportato in codice rosso, quindi in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova ricoverato ora in condizioni, come si diceva, critiche. Questa era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30, ma l'informazione in diretta su Telefriuli torna tra pochissimo con contributi e dirette dal territorio con A voi la linea. E vi ringrazio per l'ascolto, un buon pomeriggio.